Ragazzi, ti raccomando, noi iniziamo siamo su GP4 con un Coulthard da dir poco devastante e chiaramente siamo ultimi in griglia, disastrosa qualificazione. Jarno Trulli incredibilmente secondo, ma noi beffa in maniera scandalosa ultimi, ha fatto un incidente. Saluti. Che bello. Qua dopo il ritiro di Catalogna rischiamo il secondo ritiro, secondo me. Proprio, non sono più capace di guidare a Monaco, c'è poco da fare. Pensate con la bagarre, con la tipica bagarre monegasca. Prevedo cose turche, ragazzi. Dai, raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Go, go, go. Pop. Pep. Pop. Pop. Clutch out, we're Vai. green. Green, green, green. Devo stare molto attento, ragazzi. Sfruttiamo We're in quel... P14. Sfruttiamo i vaneggi. Bella, bella, bella. Sappiamo che in partenza sono un po' vaneggiosi. Comunque abbiamo un livello di difficoltà accettabilissimo. Solo che è dura, raga, è molto dura. Siamo 14esimi. Qua non mi azzardo neanche a sorpassare perché distruggo tutto. Devo fare una gara attenta, ma arrivano tanti incidenti, ritiri. Non si sa mai, dai. Go go power come. Dai, 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 dai. Gara difficile, Monaco. Mamma mia. Vada, vada, You've vada. fallen into Guardalo, P14. ma guardalo. That's moved us up into P13. Porco. Ero passato ormai. Pedro della Rosa. Mamma mia, qua rischiare. Qua che ho fatto l'incidente. Purtroppo se ne stanno andando gli altri. Niente, salvato. Ma Coulthard, ragazzi. Coulthard vince il primo mondiale, secondo me. David Coulthard è molto probabile che possa vincere il primo titolo irridato. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Che bello, ho fatto un giro. Yuhu. Siamo 13esimi, al 13° posto. Jacques Villeneuve. Anche ho bisogno di ritiri. E non del mio, grazie. Dopo la beffa di Catalogna avevo saltato dritto in partenza. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Per fortuna il livello ci salva quest'anno. Anno di, diciamo, di debutto di GP4 per il Cume. Carriera dal 98 al 2022, salvo che posso arrivare anche la patch 23. No, mamma mia. It's fantastic, it's fantastic. Stiamo arrivando. Il problema è che faccio fatica a sorpassare, cioè già faccio fatica nelle piste normali. Anche in ogni caso vado meglio qua che su Formula 1 moderni. Fastest di Coulthard, ragazzi. Coulthard è veramente il the best in the world quest'anno. Super Coulthard. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Nella santa devota. Ma devo superare Eddie Irvine, ragazzi. Il grande Eddie Irvine. Yellow flag, yellow flag. Eh sì, incidente. Incidente per il Trulli. P12, we have P12. Povero Trulli, partiva secondo Jarno. Incidente per il piccolo Jarno. Dai, 12esimi. Trulli, incidente bruttissimo. Il pilota sta bene, ma la macchina no. E la lotta che c'è comunque è bellissima. Irvine riesce a superare la Sauber. Perché basta un attimo per sbagliare, ragazzi. No! Salvato.
Siamo lenti, ragazzi, siamo lenti. Ma Coulthard veramente un uomo, un perché. David Coulthard. David Coulthard. Se provo a usare, secondo me ammazzo qualcuno. Ho questa sensazione. Impossibile superare qui a Monte Carlo. Posso provare qua il miracolo. Niente da fare. Ecco, se stiamo vicini qua al tunnel, magari all'uscita del tunnel possiamo provarci. Bella questa. Is fantastic. You're in P11. You've taken P11. Grande. No! Mamma mia. We've dropped down into P12. Almeno non ho fatto danni, dai. Questo è il positivo che le monoposte non sono You're in fragili. P11. You've taken P11. Non sono un po' permissive. In testa alla corsa Michael Schumacher, grande sorpasso. Però farà solo una yellow flag purtroppo. Tonino a gas. Mamma mia, durissimo sorpassare, ma è troppo bello, è troppo divertente questo gioco, mamma mia. No! No! Mamma mia, che per realtà non ho vinto a Catalogna, non mi ricordo più dove mi sono ritirato. No, che pippa! A Catalogna ho vinto. Grande sorpasso. We're in 10th, 10th position. È la 1 ring che ho sono andato a sbattere. Io sono partito 11esimo, mi sembra. Mamma mia, che gara, ragazzi. Che garone di veneziano. Ripeto, il livello non è difficile amatoriale, quindi secondo di 4. Però, come primo anno ci sta. Fare i punti sarebbe un sogno. Non sto sbagliando, è un po' permissivo nei contatti, ma va bene. Ci sta, visto che non è permissivo nel resto, Frenzel. Non ci You've dropped into credo. P10. Mamma mia, raga. You're in 9th position. Sorpasso sublime di veneziano. Oserei dire magico, oserei dire. Siamo a metà gara. No! Mamma mia. Però attenzione perché non vedo magari i danni, ma le sospensioni perdono colpi quando succedono queste cose, quindi voglio dire, sto rischiando di rompere qualcosa a livello meccanico. Ma guarda che classifica, che qualificazioni strambe comunque. It's fantastic. Mamma mia. Mi chiude bene qua purtroppo, non sono stupidi, quello è il problema. P7 now, P7. Mamma mia, c'è di culo. Non c'è drive-thru per fortuna. E siamo a 9 secondi, però 9 secondi dal punto. O c'è un ritiro davanti o la vedo dura. Se io non sbaglio, ho bisogno di un ritiro davanti. Un po' la Jarno. No, mamma mia. La macchina ha tanti piccoli danni che non si vedono qua, ma so che ci sono. E perdiamo anche... Forse è finita la rimonta. Tanti bei sorpassi. Ma non basta per fare punti. Devo dare tutto adesso. E rischiare anche perché tanto punti non ne arrivano comunque. Ho recuperato qualcosa adesso, ma abbiamo appena superato la metà gara, quindi la vedo dura poter
Recuperare su Ralf Schumacher. Purtroppo ho perso tanto, sono partito troppo indietro. Per colpa di un incidente che mi ha costato tutte le qualifiche, mi sono costate. Sono stato dritto qua praticamente. Stiamo ancora un po' recuperando. Dai, un ritiro davanti. Dai, un David Coulthard fuori, dai. Un David Coulthard fuori, dai, ti prego. Good job. Però That was the fastest lap of the race so far. fastest, comunque giro veramente bene. Ripeto, sfrutto il livello, ma era tutto concordato nel primo anno. Questo dovevo fare e questo sto facendo. Mamma come stiamo recuperando. Comunque forse la CPU va anche più piano del solito a Monte Carlo a questo livello. Questo è importante. E già lo vedo. Però basta un attimo per sbagliare. Siamo stati graziati contro le altre macchine, ma se becco il muro sbagliato è ritiro imminente. Questa l'ho presa veramente da fenomeno però, Fantastic, Kumets, fantastic. Manca poco purtroppo. 4 e 5. 4 laps. 4 laps remaining. No, Takagi box. Ora Takagi box. Vediamo la velocità. Siamo ancora a 5. Ho perso qualcosa adesso. Purtroppo. Come provo a rischiare un pochino se voglio. No! Peccato, ho guadagnato ma forse ho riperso qualcosa. No! Mamma mia. Male. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3-8, 3-8. Incredibile, un solo ritiro nella gara più pazza. Dai che voglio il punticino. Mi sa vincere il mondiale con Villecciano. Però. Anche a un livello comunque più semplice. Non è facile. Cioè, se lo facciamo cappelle Ralph possiamo superarlo, Bellissima la Jordan, macchina stupenda, a livello di livree tutte stupende. In quegli anni là non c'era una macchina che non era bella. Ecco, forse proprio la Prost non era nulla di emozionante, però rispetto alla media di queste di adesso. Eccoci qua, siamo a caccia, non con calma, come relax. Siamo a caccia. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining. No, non posso superare qua, fioi. No, dai.
Yellow flag, yellow flag. Evito di superare che non mi diano il drive-thru. No, sei un peer. Vabbè, cazzi tu. P6. Fuori, You fuori have P5, Coulthard! P5. Motore, fuori Coulthard. Siamo quinti, leggero contatto sull'Alfa, o cazzi suoi, cioè. A Monte Carlo tutto è concesso. Attenzione, brutto colpo questo per Coulthard. L'abbiamo un po' chiamata David. No! Non ci credo. Eccola là. Ecco la cagata fatta all'ultimo, vedi? Errore sbagliato. Adesso devo guidare così e pregare. No, no, no. No, 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 che cazzo. Mamma mia. This is your final lap. You've fallen. Non la tengo. P6. We Non la have tengo, non P6. la tengo. You've fallen into partita? P7. You're in P7. È partita la macchina, non ci credo. You're falling down the field. That's Partito il us into cambio. P8 now. Partito il cambio. That's moved us up into P13. Partito il cambio, ragazzi, incredibile. Non ho parole. Potevo fare 2 punti, ritiro anche qua. Pazzesco. Capisco perché non mi dà il ritiro ancora. You've moved down into P20. P20 now. Vince Hakkinen. Perché sono in discesa. Eccolo qua. Eccolo qua il ritiro. Ecco il ritiro. Incredibile. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. La trasmissione mi ha... Oh. Scusate, raga. Sono distrutto le cuffie. Perfetto. Mi ha tradito la trasmissione. Troppi incidentini. No, ve l'avevo detto io. Me l'ho pagata. Abbiamo Cult. Mamma mia, bellissima. Siamo sempre terzi. Solo che adesso Cult e Hakkinen se la stanno giocando. Malissimo le Ferrari, noi terzi. Ma 2 ritiri consecutivi non ci volevano. Perché vedi, per quello mi sono sbagliato, vedi? Mi dà comunque... Sì, perché Australia, Malesia, Brasile... vedi, tutto messo da culo. Vabbè, andiamo alla prossima costruttore, almeno siamo terzi. Siamo là, McLaren devastante comunque. Coulthard ha perso una bella occasione, questa vittoria di Hakkinen, ritorna a mio parere favorito per il mondiale, come nella realtà. Next Grand Prix. All complete. Mechanics, please stand clear. Monreale. We're ready to go. Gara favorevole. Ragazzi, pole position in Canada, che hanno delle gare favorevoli, quindi ci sta. Solo che purtroppo, sì, ripeto, siamo sempre a un livello comunque semplice, devo dirlo, questo è il primo anno è così. Però abbiamo visto anche in Monte Carlo potrebbero essere 2 punti sicuri. Invece prima rompo la lettone e poi spacco la trasmissione proprio nell'incidente. Nulla è scontato. Comunque andremo di semiprofessionista sicuro al prossimo nel 99. Quindi cerchiamo di approfittare, magari, visto che voglio vincere più mondiali possibile, magari di portarne a casa. Insomma, un bel po', ecco. We're in anti-stall. Clutch in and build some revs. Attenzione, qua c'è anche la curva dei campioni. Benvenuti in Quebec. Quebec! Tic, toc, foc, yok. Clutch out. Go. We're green. Go, 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 go. È dirvi nel secondo, ragazzi. Partenza al palo. E vediamo se la macchina non mi tradisce, ragazzi.
Potrebbe essere la seconda vittoria per il campione del mondo Jacques Villeneuve, che stiamo comunque portando ad alti livelli. Lo stiamo portando, Jacques Villeneuve. Solo che, ragazzi, ripeto, anche se tipo, non so, livello addirittura tipo il più scarso, amatoriano, no, rookie, cioè rookie, amateur, anzi, scusate, semiprofessionista e ACE, come volete voi. Vabbè, asso comunque, se principiante, amatore, semiprofessionista e asso. Tipo, livello amatori e rookie, scusate, livello rookie, Ferrari nel 2004, che le ha vinte tutte. Rompo il motore, faccio un minimo danno alla trasmissione, al cambio, cioè fuori, finita. Quindi nessuna gara è scontata su questo gioco, per questo è stupendo. Adesso vediamo il meteo, purtroppo questo secondo me non l'ho settato bene io, vediamo se posso cambiarlo in corsa, perché il livello di difficoltà non posso. Good job. Giro That was the record, fastest giro lap of the record. race so far. Questa può essere una gran vittoria, ragazzi, una gara che amo per Montreal, anzi Monreale, gara che mi ha sempre gasato, soprattutto per le condizioni meteo. Perché è sempre sole, non è male, contanto che qua con la pioggia è praticamente impossibile guidare. Montreal che è rimasta pressoché invariata, non è cambiata di molto. No, ecco, mamma mia. Mamma mia, salvato, veramente miracolato. Adesso vediamo se recupera un po' Schumacher, perché ragazzi Schumacher è in una crisi devastante. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Boulevard Family. Scusate ragazzi, un momento di panico. 1,6 comunque un vantaggio buono, ma non incredibile su Eddie Irvine. Adesso però 2 secondi. Benvenuti in Quebec, la curva dei campioni, per me qualcuno ci lascerà la gomma, Ed è fastest. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Villeneuve vuole tornare campione. Coulthard dov'è? Coulthard molto distante, David. Qualche errore forse? Non mi sembrava vederlo indietro Coulthard. Sì, ultimo addirittura David Coulthard, ragazzi. Sì, Coulthard ai box, Coulthard ai box. Altro colpo di scena, problemi per Coulthard dopo una gara sesto. Una gara ritirata in questa gara ai box. Incredibile, David Coulthard. Sembra finito il magic moment di Coulthard. Io quanti punti ho buttato via. Possiamo tornare comunque veramente in lotta per il mondiale questa vittoria, calma. Se la vinciamo torniamo in lotta anche noi. No. Ecco, appena detto. Lunghissimo, questo non fa bene per la macchina, assolutamente. Siamo in un bel vantaggio su Eddie. Andiamo tranquilli, raga, per piacere. Ti prego, Williams, sai che la Williams quest'anno, cioè quell'anno là, non era neanche scarsissimissimissima, cioè non era proprio la peggior macchina della storia, però aveva un'affidabilità scandalosa, mi pare. Adesso non vorrei dire cavolate, ma grossi problemi. Poi c'è la Frenzen, quando c'è Frenzen ci sono incidenti, Frenzen si ferma. Anche roba non capisco perché non riesco a settare il controller, che è un po' fondamentale. Buono. No. Ok. Fisichella è il migliore velocità di punta, ragazzi. Sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare in un Boulevard Family. Una delle velocità più belle della storia del mondo. Scusate ragazzi, ma la nostalgia è importante. La nostalgia è qualcosa che va al di là. Stiamo massacrando Irvine, la chiamiamo. Sfruttiamo il livello di difficoltà. Certo che se continuiamo così il mondiale possiamo permetterci anche un macchinone. Non dico la Ferrari. Vediamo, devo anche piacermi la macchina, avere una macchina particolare.
Ovviamente con un livello semi-professionista potremmo essere in questo momento quarti, terzi, quarti, comunque bene, sono soddisfatto, sono tornato bene su GP4. Paradossalmente gioco meglio GP4 che Formula 1 moderna. Stiamo pitturando adesso, stiamo pitturando, signori. Benvenuti all'Albert Park di Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Formula 97 con The Adamis, penso che quel gioco là l'ho bruciato, cioè nel senso ci avrò giocato tipo 86 ore al giorno, che il giorno è fatto le 24 ore, lo so, ma io superavo tutte le barriere, veramente, cioè, il gioco. L'unica cosa però da piccolo volevo la neve, io sapete che amo la neve, amo lo sci e tutto, volevo la neve anche sulle, dicevo sempre a mio papà, ma perché non fanno i Gran Premi dove c'è la neve? Perché è un po' duro guidare. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Fastest di Jacques Villeneuve. Schumacher in grossa difficoltà, però è Michael Schumacher. Non riesce a fare una gara buona. Purtroppo a Interlagos l'ho centrato io. Poteva essere il primo posto. Coulthard ormai. Comunque Coulthard è fuori dai giochi oggi. No. Cioè, potremmo fare qualche gara però al 50%. Per vedere anche i più ritiri, più cose. Anche se penso al mondiale comunque che di ritiri, di colpi di scena ce ne sono già stati parecchi. Perché da Monte Carlo vedere Coulthard rotto così. Cioè... E ancora problemi al Montmelò. In testa alla corsa Michael Diniz, ragazzi. Vediamo se superiamo Diniz. No, siamo più lenti. O siamo lenti, noi siamo veloci in curva, ma lentissimi in rettilineo rispetto agli altri. Ok. Altro giro completato da Jacques Villeneuve. Mamma mia, le braccia distrutte a giocare con la tastiera. Ok. Devo tenere duro però. Piccoli e grandi problemi per lui. Non ha potuto concludere la gara. La sua auto sta andando a fuoco. The Adamic, veramente, la telecronaca di Adamic ha fatto la storia su Formula 1 Championship Edition della PlayStation 3, che è uno dei giochi più belli in assoluto, sia per grafica che per tutto, che mancava solo la safety car, per il resto era il gioco perfetto. E c'erano delle telecronache con The Adamic e Claudia Peroni, qualcosa di incredibile, cioè bellissimo. Purtroppo mai sentito Mazzoni, sarebbe stato bello. Però veramente quello che Formula 1 la leggendaria aveva tutto i tiri, Just 3 laps to go now. 3 laps. telecronaca, sovraimpressioni ufficiali, mancava solo la safety car, che è una cosa che ho sempre amato, però anche è vero che diciamo che la safety car per come è impostata, cioè tra virgolette il gioco che ci sia adesso, una volta usciva molto meno la safety car, cioè adesso esce sempre, puoi fare un cazzo se safety car. E poi esce con una Monza in ritardo e finisce la gara così. Vabbè. Stiamo concentrati come. Purtroppo Eddie è secondo, quindi nella costruttori ho paura che sarà dura arrivare secondi. La McLaren è troppo forte. Io sto sentendo qualsiasi rumore della macchina, ho il terrore di rompere. Villeneuve vuole la seconda vittoria, Verstappen, ma non è Max Mayos. Mamma mia, quello rischiato, vediamo se è fastest. Ha fatto un buon giro secondo me, no.
2 laps left. Next time by will be your final lap. Laps remaining, 2 laps remaining. I classici 3 laps. Poi il prossimo arriva la bar. La British American Racing con una delle livree più belle della storia. Jos Verstappen ai box. Trascorso troppo. 2 ai box, ma nessun ritiro. Per il momento, ovviamente. Manca poco, ragazzi, manca poco. Anche tu eri ai box. Incidente c'è stato sicuro. Giusto che non vedete replay come attivarla. Attenzione, yellow flag, yellow flag, yellow flag. Proprio qua. Rosset fuori. Ha perso il motore. Lo sterzo, penso. This is your final lap of the race. Ultimo giro. Calma. Final lap. Pochi chilometri separano da Jacques dal secondo successo stagionale, che lo può proiettare di nuovo al vertice o quasi del campionato, dopo che l'altro anno l'ha vinto con Schumacher nell'ultimo duello a Jerez della Frontera, duello epico purtroppo in negativo per la Ferrari. Calma. Ultimo rettifilo. Abbiamo massacrato tutti, ragazzi. In Canada non c'è storia. Cazzo, vinciamo anche in casa. Stai buono, non portare sfiga. Attenzione per arrivare alla vittoria in casa di Jacques. Sì, casa. Dolce casa. Winner. Nice Winner, work, that's winner. P1. Race win. Well done. Winner. Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo. E mi puoi mettere la visuale? Ok. E purtroppo il problema è che non riusciamo a trovare delle foto degne. Belle queste. Ci decideremo. Guardate Coulthard. Che bello vedere David così. Yes, yes, yes. Io sono fermo da qualche parte. Va bene. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Ok, acceleriamo il tempo. Grandissima vittoria. Allora, classifica Hakkinen, mamma mia, Hakkinen 43, Coulthard 41, Jacques Villeneuve 36. Siamo tutti là con Irvine che sta recuperando qualcosa, anche Eddie. Schumi molto indietro, poi via tutti gli altri, Frenz e Noto, gli ultimi appunti sono Damon Hill e Mika Salo. Nella costruttori siamo vicinissimi alla Ferrari, ma molto lontani dalla McLaren. Raga, un saluto al comandante di Veneziano, la prossima tappa. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Grandissima gara, un saluto al comandante veneziano. Ciao!